È un settore, quello del turismo, che si è sviluppato in maniera un po' troppo disordinata negli ultimi anni, che andrebbe regolamentato. Beh, d'altronde siamo nel 2019 e una città come Venezia, dove come presenze è la terza al mondo più visitata, succede anche questo. I danni subiti per l'acqua alta, anche da chi lavora nel turismo da dipendente, sollevano nuovamente la questione su un settore che impiega migliaia di persone ed è una realtà che appare quasi spaccata a metà. Da una parte una minoranza di qualifiche ad alto livello di professionalità, dal maître allo chef, composta prevalentemente da italiani, dall'altra una folla di donne di servizio, lavapiatti, facchini, manutentori, soprattutto di origine straniera. Molte di queste attività ormai sono terziarizzate, cioè non vengono gestite direttamente dalle attività turistiche, ma sono affidate a cooperative o comunque a società terze. Per cui poi c'è l'applicazione di contratti diversi, alcuni che non hanno niente a che fare con il contratto del turismo, per esempio applicano il contratto del multiservizi piuttosto che quello della logistica, che non c'entrano niente col contratto del turismo. È qui che, secondo i sindacati, in un settore estremamente variegato possono manifestarsi qua e là situazioni nuove. La zona grigia di tutte quelle attività che sono sul mercato e che però non fanno mercato perché aprono contratti quando li applicano pirati, oppure addirittura parliamo di grigio-nero, nel senso che non hanno dei contratti ma vengono retribuiti secondo accordi presi individualmente, che poi però a noi emergono quando queste persone arrivano nei nostri uffici vertenze. È diffuso come fenomeno. L'aumento delle attività su Venezia, soprattutto di quelle alberghiere, ha provocato anche queste situazioni. Gli anni a venire del comparto dovranno comunque confrontarsi con un mercato che si è dimostrato molto più volubile del previsto, come testimonia la pioggia di disdetti arrivata dopo l'acqua alta. Il futuro del comparto parte dalla ristrutturazione per quanto riguarda le grandi opere per Venezia, quindi attendiamo che sia terminata finalmente il Mose e che dia un po' di respiro a questa situazione che ha creato numerosi problemi.